Incidente mortale ieri sera sulla corsia nord della 3 Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Gallico nel Reggino. 3 autovetture hanno violentemente impattato, carambolando sul tratto autostradale. Nulla da fare purtroppo per i 2 occupanti di una delle Fiat Punto coinvolte che sono stati trasportati presso la sala mortuaria del nosocomio Reggino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sequestrati 37 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio Dogane è stata diretta dalla DDA di Reggio Calabria e dalla Procura di Palmi. La merce, destinata al mercato iberico, avrebbe fruttato con la vendita al dettaglio circa 9 milioni di euro. Lo stupefacente, occultato all'interno di 2 borsoni, era costituito da 34 panetti di droga. Manifestazione di protesta stamattina per 132 dipendenti sanitari interinali ex obiettivo lavoro al Granaio, sede della direzione dell'ASP di Crotone. In tarda mattinata una delegazione di dipendenti ha chiesto ed ottenuto di essere ricevuti dal direttore generale dell'azienda sanitaria Rocco Antonio Nostro, a cui hanno chiesto un tavolo di trattative a loro dedicato, che prenda atto che senza i loro servizi l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone di fatto si bloccherebbe. È stato trattato in Calabria presso il centro cardiologico del campus dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, diretto dal professor Ciro Indolfi, il primo paziente con un innovativo stent coronarico bioassorbibile. Si tratta di un 56enne che nello scorso mese di settembre ha accusato una sindrome coronarica acuta. Questa rivoluzionaria tecnologia vascolare bioassorbibile tratta le arterie coronarie ostruite per poi dissolversi, evitando la presenza permanente di una protesi metallica.